Prima di ogni decisione in tema di fonti rinnovabili è necessario un piano energetico regionale che definisca i termini e i limiti entro cui operare. Questo in sintesi quanto emerso nel corso della seduta della seconda commissione del Consiglio regionale del Veneto, presieduta da Francesco Calzavara, riunitasi per un confronto con l'assessore allo sviluppo economico ed energia Roberto Marcato e con i tecnici della Direzione Ambiente del Genio Civile sulla questione dei progetti di dighe per la produzione di energia elettrica sui fiumi veneti, in particolare sull'Adige. Credo che la Regione meriti un piano energetico all'altezza del ruolo che ha. Tra l'altro il piano che è presente qui non approvato mi sembra comunque un piano ben fatto, adesso ovviamente andrà analizzato e aggiornato, però mi sembra che il lavoro fatto sia un buon lavoro. Abbiamo chiesto l'impegno dell'assessore di utilizzare questi dati nel tempo più breve possibile per presentare la pianificazione regionale energetica e ambientale su questo tema, anche perché dall'altra parte dobbiamo dire con chiarezza alle aziende che investono denari in progettazioni che è inutile che lo facciano perché di fatto la situazione ambientale impedisce poi di fare la realizzazione. Sui progetti in questione il PD appare scettico. La nostra posizione è nettamente contraria a queste ipotesi molto invasive di intervento per la produzione seppur di energia rinnovabile, ma che mette a rischio un territorio e si intreccia anche con problematiche non solo di sicurezza idraulica ma di carattere ambientale che occorre tenere in debito conto.